voi sarete con me al mio fianco e questo mi dà la forza e il coraggio di guidare la nostra associazione per creare insieme il successo delle nostre imprese. Grazie davvero di cuore di essere qui con me. È stata eletta con una pioggia di consensi Paola Carrone, la neopresidente di Confindustria Veneto Est. Passaggio di testimone con Leopoldo Destro, approdato ai vertici nazionali di Viale dell'Astronomia. Capitale umano, la parola più volte ripetuta davanti all'Assemblea della Seconda Territoriale d'Italia. Il programma, ho detto che si delineerà su alcune direttrici. La prima è sicuramente quella di creare servizi innovativi che possano sostenere e affiancare le imprese che stanno affrontando sicuramente un momento difficile, dove è un mercato che cambia veramente in modo repentino ed è anche difficile a volte da prevedere. Il secondo è quello di dare forza alla rappresentanza dei territori. Noi ne siamo una dimostrazione. La nostra Confindustria è stata creata sulla base di 4 province, quindi è intraprovinciale. Abbiamo un'area che va messa in comunicazione, ma vanno anche evidenziate quelle che sono le particolarità di ogni territorio. E la terza è quella della forza della rappresentanza. Ecco, noi oggi dobbiamo essere consapevoli che il numero di imprese che rappresentiamo è importante e quindi abbiamo la forza e anche il dovere, secondo me, di metterci, sederci ai tavoli, firmare accordi, siglare anche il protocollo come quello che è stato firmato nel corso dell'ultima assemblea, proprio per creare progetti a favore del territorio e della comunità. Gentilezza la sua cifra e il pensiero vola alla sorella Barbara, imprenditrice prematuramente scomparsa. Adesso mi emoziono. Ovviamente a mia sorella Barbara, che è stata con me oggi.